Allora, ci ritroviamo qui per l'assemblea annuale dei soci di Confagricoltura Treviso per fare il punto della situazione sia sull'anno passato, sulle attività che abbiamo svolto, ma soprattutto su cosa ci aspetta nel 2024 con un inizio dal punto di vista climatico un po' incerto, diciamo così, ma soprattutto sulle prospettive di mercato, sull'andamento delle nostre principali produzioni, tra cui vino in primis, ma poi anche seminativi e tutti gli altri settori, allevatoriale e ortofrutta. È un momento importante perché condividiamo con tutti i soci un po' i punti di arrivo della nostra associazione e soprattutto i traguardi futuri. Bene, siamo qua all'Assemblea di Treviso. L'Assemblea è sempre un momento importante, un punto per fare il bilancio sull'anno passato, la presentazione del conto economico per vedere un po' i risultati, ma soprattutto per fare una situazione di come è andata l'annata agraria e anche quali possono essere le prospettive per l'annata in corso. Devo dire che il 2024 qua in Veneto non è iniziato proprio con grandissimi auspici, soprattutto dovuto al tempo. Abbiamo avuto e abbiamo delle piogge molto intense che stanno rallentando tutte quelle che sono le semine dei cereali primaverili, il mais, e dopodiché stanno anche creando tutta una serie di complicazioni per quanto riguarda invece le lavorazioni sulla viticoltura, che è un settore molto importante in provincia di Treviso, ma in tutto il resto del Veneto. Danni enormi abbiamo già avuto alla frutticoltura e all'orticoltura, per cui speriamo adesso che la situazione si possa andare a normalizzare con, diciamo, un periodo di bel tempo. È un momento anche importante perché quest'anno ci sono le elezioni a livello europeo, per cui c'è il rinnovo di quello che è il Parlamento, è un momento molto importante per noi agricoltori perché poi a livello comunitario viene decisa quella che è la politica agricola comune. Quella appena licenziata a noi agricoltori non piace molto, si spera che si possa portare delle modifiche e dei miglioramenti a quella che verrà.